Ciao ragazzi, bentornati. Nel video di oggi vi farò un unboxing degli acciarini al ferrocerio della The Friendly Swede. Questo video sarà diviso in due parti. Nella parte di oggi vedremo appunto l'unboxing, quindi l'apertura del pacchetto e cosa c'è all'interno del pacchetto. Poi farò più avanti un altro episodio, diciamo, dove andrò sul campo a fare un piccolo test di questi acciarini. Buona visione! Allora, gli acciarini arrivano in una confezione formata dalla parte posteriore in cartone, dove ci sono anche delle istruzioni in figura su come si usa l'acciarino, e una parte superiore, diciamo, in plastica bloccata da 6 graffette. È una confezione abbastanza semplice. All'interno ci sono 2 acciarini in lega di ferrocerio con una percentuale di magnesio. Poi abbiamo 2 striker e 2 catenelle di metallo tipo. Come abbiamo detto, 2 acciarini, questi sono lunghi 12 cm, sono in ferrocerio e dicono con una percentuale di magnesio, per cui dovrebbero garantire delle scintille, insomma una buona quantità di scintille. E ne abbiamo 2, 12 cm, con qua c'è il simbolo da questa parte, ecco, non si vede un granché, ecco. Poi abbiamo 2 striker, come vi dicevo. Questi sono lunghi circa 6 cm, hanno anche questi il simbolo e il nome The Friendly Swede. Un lato è seghettato, questo lato è seghettato, mentre l'altro è liscio, diciamo, e c'è indicato il centimetro. Ce n'è 2 anche di questi, e poi abbiamo 2 catenelle unite da questi, unite così, no? E dovrebbero essere 2 da 44 cm ciascuna. Eccole qua, sono 2, e queste si possono unire tra di loro oppure separare, insomma ognuno si può fare la lunghezza che preferisce. Ovviamente ci sono i fori, uno ci può passare dentro la catenella, vediamo, sì, ecco, c'è il foro anche in questo, e uno si può fare la catenella con lo striker. Sono molto lunghe, per cui si può creare, diciamo, una catena abbastanza lunga in modo da essere facilitati ad utilizzare l'acciarino. Questa confezione costa 14 euro, per cui diciamo sono 7 euro per acciarino, striker e catenella. Contate che questo è un acciarino di 12 cm, quindi è abbastanza lungo, sezione generosa, sono quelli larghi, questo sarà mezzo centimetro immagino. Io questi li ho comprati appunto per soprattutto la loro lunghezza. Volevo un acciarino un po' più lungo rispetto a quelli classici, anche rispetto a quello della Decathlon, per riuscire ad accendere con un po' di più facilità le esche, perché insomma io l'acciarino lo uso per divertimento, diciamo, per cui volevo qualcosa di un po' più grandino. Ho trovato questi acciarini della The Friendly Swede, che è un'azienda svedese di Uppsala. Vendono diverse attrezzature e prodotti per lo sport all'aria aperta, e hanno anche questi prodotti di sopravvivenza. Devo dire, sono stati molto gentili, perché una volta che ho comprato l'acciarino mi è arrivata una mail in cui, penso, il responsabile delle vendite italiano, non lo so, insomma, mi ha scritto grazie di aver acquistato, spero vada tutto bene, se ci sono problemi contattami, ti scriverò al più presto. Per cui il servizio clienti è ottimo. E questo video si conclude qua. Nel prossimo video andrò sul campo appena smette di piovere e proverò questi acciarini.
al prossimo video, ciao.